Siamo con Thomas Patrider, titolare dell'omonima azienda di Cimagogna nel comune di Auronzo di Cadore. Ma di cosa vi occupate? Noi facciamo macchine speciali. Macchine speciali vuol dire macchine fatte su misura. Che servono per l'automazione industriale? Sì, noi facciamo macchine che servono alle aziende che fanno un prodotto, che vogliono automatizzare il processo produttivo e noi facciamo la macchina per il loro prodotto. E quali sono i settori in cui lavorate? Noi lavoriamo principalmente nel settore dolciario, poi lavoriamo nel settore cosmetico, nel settore farmaceutico e nel settore automotive, come anche nei settori dove si utilizzano dei robot per manipolazione. Robot intendo bracci meccanici che movimentano dei pezzi. Quante sono le macchine che producete in un anno? Dipende dalla grandezza della macchina, a volte sono macchine piccole e ne facciamo di più, a volte sono linee complete di produzione, allora ne facciamo 2 o 3 macchine, insomma 2 o 3 linee. La sua azienda è nata nel 91 in un garage. Sì, è nata dalla mia passione di fare macchine che funzionano e da sempre questo era il mio sogno. Quando sono arrivato nel Cadore non c'era possibilità di spazi e quindi ho trovato un garage e ho iniziato in un garage. Mentre oggi come oggi si troverebbe tantissimo spazio in Cadore perché l'Occhiale è andato via dal Cadore, potrei dire, e quindi adesso non ci sarebbe più questo problema. Ecco, poi la sua azienda si è allargata, siete venuti a Cimagogna. Quante sono le persone che lavorano con lei in questo momento? Attualmente siamo in 15. Voglio far notare che per fare macchine speciali 15 persone sono già un bel numero. E avete ottenuto nel 2010 anche il premio speciale per l'innovazione da parte di Unioncamere del Veneto. Sì, questo ci ha fatto molto piacere, vuol dire che nel tempo la costanza, la qualità si è fatta notare. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a lei.